Ciao a tutti, sono Ernestina della Corte Lucio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, eccellenze dolomitiche. Cari amici, oggi siamo negli studi di Radio AVM, qui nella nostra cara associazione Bellunesi nel mondo, e abbiamo un ospite speciale. Qua abbiamo Paolo Soravia e tu sei promotore instancabile di tante iniziative molto belle, e una di quelle ho avuto io il piacere di partecipare. Io ti ho conosciuto un pellegrinaggio a Lourdes, un pellegrinaggio bellissimo che anche abbiamo raccontato qua su questa trasmissione Ernestina della fine del mondo e che potete controllare anche sul sito di Radio ABM, su anche il nostro canale YouTube, quindi là lo potete rivivere. È stato un pellegrinaggio anche, Paolo, che abbiamo condiviso con un nostro amico in comune, il grande ufficiale Fausto Bortolot, che è uno dei migliori rappresentanti del buon gelato artigianale. Sai che per me anche questo pellegrinaggio, Paolo, è stato un sogno. Anche per te o no? Come stai, Paolo? Dimmi. Sì, sono qui perché in realtà ho molto piacere di essere in sede dei Bellunesi nel mondo, perché la mia storia personale è una storia di emigrazione. Io sono stato per lunghi anni all'estero, soprattutto in Europa, e per cui condivido questa esperienza, la conosco. Ho insegnato in diversi posti, proprio anche agli italiani che erano residenti in quella zona. Poi sono rientrato nuovamente nel Bellunese, sono rientrato qui perché le radici chiamavano, e per cui è evidente che poi mi sono insediato qui con la mia professionalità e anche con il volontariato. Ecco che nasce questa esperienza di Lourdes, che mi ha portato a fare per molti anni il presidente dell'Unitalsi. L'Unitalsi è l'associazione che trasporta le persone ammalate con il treno a suo tempo, con i treni bianchi, come barellieri e volontari sorelle a Lourdes in pellegrinaggio. Devi sapere, Ernestina, ma devono sapere anche i nostri amici, che nelle 158 parrocchie della diocesi di Belluno ci sono tantissimi segni di questa devozione che i bellunesi hanno nei confronti degli eventi che sono successi a Lourdes. Parlo di Cortina, dove c'è una chiesa, parlo di Lozzo, parlo di Soverzene, parlo di Feltre, parlo di tutta la zona anche su, che ha proprio dei simboli di questo tipo qui. Per cui è una tradizione dolomitica la nostra, che è nata nel 1858, quando ci sono avvenuti gli eventi di cosa. E abbiamo ripetuto proprio recentemente con i gelatieri, che da molto tempo, e Fausto Bortolot li sta coordinando, con il gruppo Dolomiti, con gli amici di Lourdes, abbiamo ripetuto un pellegrinaggio proprio agli inizi di dicembre di quest'anno. E che è stato anche un pellegrinaggio molto intenso, condito dalla pioggia, ma che è stato anche un modo per ricordarci, no, quella sfida, anche quell'acqua della grotta di Lourdes, ma anche uno molto speciale perché abbiamo avuto un annuncio molto importante l'8 dicembre 2024. Sì. Oltre al nostro amico Vittorio Micheli, che è il 63esimo miracolato ufficiale e che abita qui in Valsugana, per cui è il nostro vicino di casa, che a suo tempo, quando era 23enne, era militare a Feltre, per cui era qui da noi in questo senso. Poi avremo modo di raccontare la sua storia. Oltre a questo c'è stata la conferma del 71esimo miracolo ufficiale di un nord europeo che è guarito proprio ancora tra la prima e la seconda guerra mondiale. E il dottor De Franciscis, Alessandro De Franciscis, che è il presidente del Bureau Medical, in quel momento non era presente mentre noi eravamo a Lourdes, ma ha avuto modo di mettersi in contatto con noi e ci ha proprio confermato questa ulteriore guarigione. Che lo saluteremo anche in un evento che racconteremo ora. Ma giusto volevo parlare, no? Questo pellegrinaggio per me è stato veramente un sogno che si è realizzato. Tu hai già tanta esperienza, ma comunque è sempre emozionante tornare a Lourdes, e tu sei un collaboratore di una realtà che custodisce i sogni. Parlando di sogni, un museo dei sogni, è così? È proprio così, Ernestina. Guarda, quest'anno, in questo nostro viaggio pellegrinaggio, c'è stato un evento in più.
La comunità vicina a Feltre, che si chiama Villa San Francesco, nata subito nel dopoguerra, nella seconda guerra mondiale, che ha lo scopo di ospitare giovani, persone in difficoltà, eccetera, ha organizzato una chiamata portando delle chiavi a livello mondiale. Anche l'ABM ha portato le sue, anche altre 150 associazioni, privati, eccetera, si sono mossi in questa direzione. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso una vecchia chiave della provincia di Belluno, delle Dolomiti, l'abbiamo portata sull'altare di Lourdes, abbiamo pregato insieme tutti e quanti e l'abbiamo riportata al Museo dei Sogni, e avremo modo domenica prossima, domenica 16 febbraio, di fare una testimonianza proprio con Vittorio Micheli, di cui ti parlavo prima, che è il 63esimo guarito, e il titolo è Guarire per miracolo. Punto di domanda, non affermazione, è una domanda: si può guarire per miracolo? E allora mettiamo insieme scienza e fede che si incontrano. La testimonianza di un miracolato ufficiale con la testimonianza di 2 medici che hanno seguito tutto il suo percorso e che dimostreranno che neanche oggi, dopo molti anni, Vittorio Micheli sarebbe potuto guarire solo per la medicina. Wow! E tutto questo questa domenica in questo Museo dei Sogni, che ci fa un po' di casa, che ci ospita. E raccontaci anche un po' quali saranno le persone che ci parleranno, tipo ci sarà il dottor De Franciscis tramite video, ma che altro? Allora, abbiamo importanti ospiti. Intanto diciamo che cos'è questo Museo dei Sogni. Quando uno da Belluno va verso Feltre, improvvisamente trova un'insegna piccola ma chiara. Museo dei Sogni. Ho visto io la prima volta, dico, ma devo conoscerlo assolutamente, e grazie a te ho avuto l'opportunità. Si arriva in una corte dove ci sono appunto tutte le cose, fra virgolette, inutili, perché il Museo dei Sogni è fatto di cose inutili, come mai così? Ma importanti, è questo il punto. Inutili nel senso che non sono splendidi dipinti, statue meravigliose, che comunque ci sono in provincia di Belluno. Invece qui ci sono simboli. Ad esempio c'è un grande vaso che contiene la terra di tutti gli stati del mondo, mescolate insieme, eccetera. C'è per esempio i reperti che ho portato io del terremoto dell'Aquila, ci sono il crollo di una chiesa, alcuni frammenti di questa chiesa, ma ci sono tantissime cose proprio che sono oggetti che, per esempio c'è una reliquia di padre Popielusco, c'è un vagone all'esterno del carro che portava ad Auschwitz chi doveva poi essere... Ecco, per cui ci sono tantissimi segni di questo tipo di lavoro, ma poi ci sono anche, e vale la pena proprio visitarlo per questo, ma poi la comunità e i giovani che abitano lì hanno delle serre dove coltivano i fiori, e di questo provento, dalla vendita dei fiori nelle varie stagioni, hanno i ricavi per potersi mantenere, sussistere e andare avanti. Il tutto, il motore vero, è di tanti volontari, ma soprattutto di Aldo Bertelle. Aldo Bertelle è il loro direttore da molti anni ed è un padre. Io so, lui non vuole che lo dica, ma lui si alza alle 3:30 di notte a fare la colazione, a preparare la colazione per tutti quanti il mattino, accompagna i ragazzi a scuola. È veramente una persona che ha la capacità di gestire una situazione di famiglia con un gruppo di persone di questo tipo. Ecco perché tantissime persone si avvicinano a questa comunità, proprio per dare un piccolo o grande contributo in modo che si partecipi insieme a questo. Veramente incredibile. Io ho avuto opportunità di visitare questo museo, continueremo anche con questo evento che veramente parla di miracoli e di tante altre sorprese che avremo, ma voglio farvi, a te e anche a Aldo, a tutta la comunità, i miei complimenti, perché ho visto il lavoro che fate e mi è colpito un po' la struttura, che è molto di casa, diciamo, sembra veramente entrare in un museo ma anche in una casa di famiglia, quindi si sente quel calore,
non so, quel profumo di casa. E mi ha colpito anche quello delle chiavi, perché è un elemento così semplice, fra virgolette inutile, no? Per usare un po' le tue parole, che Certo. non è inutile, ma come anche ti apre la porta, quel simbolismo dietro veramente che è molto emozionante. E mi ricordo che un nostro amico in comune, che tu conosci benissimo, Fulvio De Bon, che approfittiamo a salutare, mi ha fatto vedere una chiave molto speciale che è molto legata al bellunese, che era una chiave trovata dopo la tragedia del Vajont, che l'aveva anche dato il presidente della provincia. Quindi veramente avete trovato un modo con cose molto semplici ma accessibili a tutti, no? Che ti fanno, uno vede un dipinto, dice wow che bellezza, ma quando vede una cosa più del quotidiano diventa una cosa un po' più, non so, vicina, c'è una connessione diversa, e quindi è quello che fate in questo museo, che è nato immagino un po' per quello, no? Per custodire, per dare una mano anche con questa parte solidale che voi fate con i ragazzi della comunità. E in tutto questo avete pensato anche a questo evento che state proponendo per domenica, che ha a che vedere con Lourdes, questa devozione mariana che ci hai Certo. raccontato anche con la tua esperienza dell'Unitalsi. E se non, abbiamo anche dedicato una puntata dove abbiamo raccontato che abbiamo qua vicino il Nevegal, dove c'è anche Il un importante santuario. santuario bellissimo, che è anche una sorta di grotta anche, quindi è molto forte nei bellunesi, ma anche nei bellunesi nel mondo. Penso all'Argentina, che abbiamo anche non una, ma due grotte di Lourdes, Certo. una alla città de Mar del Plata, città costiera, ma anche a Santos Lugares, vicino alla capitale di Buenos Aires, no? La capitale del paese. È veramente una devozione fortissima. Quindi in quel senso la gente sente Lourdes e sa che sta parlando di qualcosa di speciale, di commovente. E spero che anche ci emozioneremo questa domenica con queste testimonianze. E so che parlando un po' di sogni, orgoglio bellunese, territorio, bellunesi nel mondo, avremo anche un ospite che ci donerà un po' un regalo molto gustoso. Abbiamo una notizia che è un'anteprima mondiale e noi avremo questa domenica, per chiunque voglia accompagnarci, l'assaggio, prima anche in Vaticano, di un gusto di gelato che è il gusto del gelato del Giubileo 2025, il gusto di gelato Alleluia. Mi confermi questa notizia? Sì, certo, guarda, c'è anche un manifesto qui che spiega questa Vi cosa. faccio vedere, poi lo mettiamo in sovraimpressione, ma Paolo molto bene l'ha portato. Abbiamo avuto una bella sorpresa perché Fausto Bortolot ha dato la possibilità alla fine del nostro incontro di offrire il gelato in anteprima, questo nome dell'Alleluia, che è un gusto speciale, a tutti i partecipanti. Per cui saremo veramente i primi ad assaggiare qualcosa che poi sarà presentato addirittura in piazza San Pietro il giorno 23 di marzo, dove i gelatieri italiani e europei saranno lì proprio per donare e raccogliere dei fondi a favore della beneficenza che si vorrà fare. Ma c'è di più, avranno anche la possibilità di incontrare il Santo Padre, e per cui ci sarà anche un momento proprio specialissimo, direi. anche perché il Santo Padre ama il gelato, come Ma come un abbiamo buon sempre. argentino, come italo-argentino, come me, è una cosa che ci accomuna col Papa Certo. Francesco. Amiamo il gelato, anche il buon gelato artigianale. Certo. Quindi ringraziamo il grande ufficiale Fausto Bortolot, anche Art Glass e tutta la gente del Gelato Day che hanno consentito questo assaggio in anteprima mondiale che raccontiamo noi anche qui su Certo. Ernestina dalla fine del mondo su Radio ABM. Paolo, io sono molto contenta di averti qua, grazie. Sai Ernestina, perché si chiama Alleluia questo gusto, no? Dimmi. Io pensavo che fosse stata un'invenzione così per unirla al fatto di essere in Vaticano. No, è stato un concorso fra tanti gelatieri, e un gelatiere è stato ha vinto questo concorso per fare questo prodotto, questa qualità nuova, e per cui ecco perché si chiama Alleluia. Ma hai scelto benissimo il nome, o no? Certo. Con il Giubileo, sì, ho fatto un po' di ricerche alla SIGEF di Rimini, che anche abbiamo avuto una delegazione argentina, è stato un siciliano a vincere questo gusto di gelato, Esatto. che non so se svelarvi il gusto, ma no, lo dovete assaggiare domenica. Quindi venite con noi, se no dovete aspettare al programma che dedicheremo all'evento di Ernestina dalla fine del mondo, perché sarà davvero un incontro bellissimo. Quindi veramente sono molto contenta e anche non vedo l'ora di partecipare, perché sarà un evento, immagino, carico di emozione, di fede, ma anche di ragione, di argomenti medici, no? Perché la Chiesa Cattolica anche sempre molto, diciamo, vuole con cura far tutto controllare per far sì che sia una guarigione che si può spiegare, o una guarigione che davvero è un miracolo, no? Perché
se pensiamo, no, che anche lo raccontavano le nostre guide spirituali dentro di questo Certo. pellegrinaggio, il vescovo emerito di Belluno Feltre, Monsignor Giuseppe Andric, padre Andrea Brustolone, anche Don Mariano Baldovini, che diciamo, non è che ci sono tanti forse guariti se uno pensa alla storia di Lourdes, siamo al 71esimo se non sbaglio, quindi la Chiesa fa un lavoro molto meticuloso, potrebbe essere la parola, Certo. molto tipo firme in quello, anche col dottor De Franciscis e anche tutte le persone che lavorano. So che ci sarà anche il dottor Bota in videocollegamento, quindi sono persone che sanno, cardiochirurgo di Milano, certo. che lo salutiamo anche certamente in questa trasmissione, ma è veramente un percorso, uno pensa, non so, dicono che è un miracolo e basta, no? C'è tutto un percorso per controllare da sempre. Infatti questo miracolato ha avuto il miracolo quando? Dopo la seconda guerra mondiale, quindi Certo. un bel po' di tempo che abbiamo dovuto aspettare per controllare, e di questo si parlerà, non di lui precisamente, ma del 63esimo sarà un po' al centro di questo evento di domenica. Paolo, ci è mancato qualcosa? Vuoi raccontare qualcos'altro di questo evento che ti venga in mente per i nostri ascoltatori? Sì, assolutamente sì, perché vedi, è vero quello che stai dicendo, la Chiesa è molto restia a ufficializzare delle guarigioni e per cui fa un processo molto lungo. Però il dottor De Franciscis, Alessandro De Franciscis, che dice di essere l'unico medico che non cura le persone ma le persone guarite, che riceve le testimonianze, perché devi sapere che il Bureau Médical a Lourdes è l'unico in tutto il mondo dove si raccolgono le testimonianze di persone che dicono di essere state guarite, di aver avuto delle particolari agevolazioni di salute. Allora, i medici non dichiarano il miracolo, i medici vogliono solo capire se quell'evento poteva essere spiegato dalla medicina oppure no. Se non trovano il modo di spiegarlo con le ricerche, con la medicina, demandano ad un comitato di Parigi la possibilità di un esame che poi eventualmente invia al vescovo del guarito per l'esame poi dell'eventuale dichiarazione di guarigione. Ecco perché in realtà sono solo 71 i miracolati ufficiali, però Franciscis, il dottor De Franciscis, mi ha fatto vedere 7.000 testimonianze nel suo ufficio di persone che hanno avuto beneficio. Almeno per fortuna quella parte c'è. Alla fine non interessa tanto se è riconosciuto ufficialmente o no, se la persona è riuscita a trovare sollievo di quello che stava soffrendo, veramente è quello che importa, ma è che è interessante poter anche ricordare un po' le persone tutto quel lavoro che c'è dietro, no? Che non è poco, non è da dar per scontato, e si parlerà, sarà anche un po' al centro della questione di questo guarire per miracolo. Certo, col punto di domanda. Bene, fatto attenzione, bravissimo. A chi ha pensato il titolo? Sì, noi. Avete fatto bene, perché ci invita un po' alla riflessione, ci lascia quel sapore, quel dubbio in bocca, no? Tipo, proviamo a capire un po' di cosa stanno parlando. Bene, Paolo, veramente per me è stato un piacere averti qua negli studi di Radio ABM in questa trasmissione Ernestina della fine del mondo. Grazie per la tua presenza, anche complimenti e grazie per il grande lavoro che fai. Ernestina, ti faccio una confidenza, sono molto lieto di essere qui, perché sono stato il primo delegato della Conferenza Nazionale per l'Immigrazione della Scuola a livello nazionale, per cui io mi sento veramente un bellunese nel mondo, anche se vivo oggi a Belluno, ed è questa la mia voglia, fare in modo che i nostri concittadini bellunesi che vivono nel mondo siano i vicini di casa, il mio vicino di casa, perché si meritano questa capacità di essere insieme tutti quanti più forti. Ma bravissimo, ma anche per me è un'emozione, perché siamo colleghi, anch'io insegnante, quindi per me, che so che non è per niente facile, è una bellissima professione, ma è anche sempre una sfida, e anche farlo all'estero, in una condizione di migrante bellunese nel mondo, che lo sai anche tu, caspita, figurati, per me è una grande emozione, quindi grazie Paolo per questo spazio e per questo tempo che ci hai regalato, veramente una grande emozione. Continueremo anche, non sarà mica l'ultima intervista, dobbiamo un po' raccontare l'evento, anche altre iniziative che voi avete in mente.
funzionare sia come Museo dei Sogni, come questa associazione Arcobaleno, ma anche come pellegrini, amici di Lourdes, figurati. Parlando giusto di bellunesi nel mondo, abbiamo un sacco che ci stanno seguendo qua in tutto il mondo, Ci vedono dal Canada, Stati Uniti, Messico, tutta il Sud America fino all'Argentina, ma anche in Europa. Puoi e vuoi dedicare un saluto, un pensiero a loro che ci stanno seguendo in questo momento? Certo, a tutti i miei amici vicini di casa, che siano oltreoceano o in Europa, li sento veramente vicini e dobbiamo fare molto, molto di più insieme perché loro possano conoscere meglio la nostra realtà e noi conoscere meglio le loro potenzialità, perché l'unione di queste due cose permetterà di crescere a tutti quanti. I giovani nostri, dobbiamo creare delle situazioni che permettano ai nostri giovani oltreoceano o in Europa di poter arrivare qui da noi in provincia di Belluno e sentirsi bellunesi a tutto tondo e portare la loro esperienza, perché ormai il mondo è di tutti. Mi è piaciuto tantissimo. Sai qual è il nostro motto? Te lo dico io. Vicini e lontani, mai soli. Esatto. Quello è il motto dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, che tanti anni fa, quando è nata questa trasmissione, Ernestina, dalla fine del mondo, abbiamo deciso di chiudere con quello, perché un po' racchiude e rappresenta questo sentimento, no? Questa cosa di essere uniti, anche se lontani fisicamente, ma vicini col cuore. Quindi è quello che anche noi speriamo di fare sempre, non solo con l'associazione, ma anche con il programma Ernestina, perché alla fine del mondo, per far più veloce facevo semplicemente il riassunto, perché ci emoziona ogni settimana quando ci arriva il feedback delle persone che ci dicono: ho guardato la puntata, che bello, o sai che quella festa che hai raccontato mi faceva ricordare il nonno e così via. Quindi per me è una grande emozione. Mi è piaciuto molto il tuo messaggio, grazie mille Paolo. Che ne dici? Ci troviamo in una prossima video intervista? Assolutamente sì, a presto. Bene, sono contenta Paolo, grazie mille, e approfitto a salutare anche voi, cari nostri amici bellunesi nel mondo, ascoltatori che ci seguite qui su Radio ABM. Ricordate che se volete rivedere questa e tutte le nostre puntate, non dimenticate di cercarmi sulle reti sociali dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, ma anche le mie personali di Facebook e Instagram, con il mio nome, Ernestina Dalla Corteluccio, ma anche sul mio canale YouTube, Migranti TV. Vi aspettiamo là, intanto io e Paolo vi salutiamo da qui, dagli studi di Radio ABM, e vi aspettiamo settimana prossima. E ricordate, come dice il nostro motto, vicini e lontani, mai soli. Ciao ciao! Ignazio Dalla Corteluccio per la musica e il montaggio e Patrizia Lucio alla regia.